Qui con mister Tomasello, dopo una grande vittoria da parte del Bagheria contro il Mazara, mister, non c'è stata mai partita, un dominio importante dei suoi che anche grazie a un ispiratissimo Lucera hanno portato a casa 3 punti importantissimi. Sì, oggi era fondamentale vincere la partita, è chiaro che siamo in un momento della stagione in cui non bisogna, se vogliamo arrivare alla fine a provare a vincerlo questo campionato, non possiamo fare dei passi falsi. I ragazzi sono stati bravi ad approcciarlo nel modo giusto, come avevo chiesto loro, quindi sono molto contento della prestazione. Abbiamo trovato 3 gol nel primo tempo, per cui dai, bene, c'è stata la possibilità poi nel secondo tempo di far entrare tanti under che solitamente giocano poco ma che sono molto validi e che stanno crescendo con noi durante la settimana, quindi ci godiamo questa vittoria di questa settimana. Un sabato da capolista, ovviamente in attesa anche delle altre gare. Quanto questo può contare, quanto questo può mettere pressione alle altre e soprattutto in attesa anche di un finale di stagione che sarà rovente? Guarda, noi eravamo chiamati a fare il nostro, ho detto ai ragazzi che noi abbiamo 5 finali davanti e che non dobbiamo avere rimpianti per questo campionato, quindi ripeto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Domani c'è un match importante, chiaramente prima contro terza, e siamo ovviamente degli spettatori interessati di questa partita, però come dico sempre ai miei ragazzi, l'unica cosa che noi possiamo controllare è la nostra prestazione e la nostra partita. Per il resto possiamo solamente osservare.